Now I know just where I'm going, no more doubt or fear. I found my way, for love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lucky day. Buonasera ai telespettatori di Televenezia, abbiamo una puntata nuova di Venezia Cambia Change Venice, la trasmissione che affronta i temi cruciali del nostro tempo con un approccio costruttivo e civile. Oggi è con noi il dottor Pierluigi Granata, colonnello della Guardia di Finanza in congedo, giornalista, cultore di criminologia e componente dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata e la trasparenza della Regione Veneto. Con lui parleremo del rapporto tra economia e criminalità, dei nuovi strumenti di indagine e del ruolo della cultura della legalità nella società contemporanea e nella società veneta. Allora, dottor Granata, la tua carriera unisce esperienza operativa per aver un percorso lungo nella Guardia di Finanza, ricerca accademica e impegno civile. Da dove nasce la tua vocazione per lo studio dei fenomeni criminali? Quindi ripercorriamo un po' anche questo tuo percorso professionale. Buonasera intanto a tutti gli spettatori, grazie Paolo dell'invito. L'interesse è nato durante l'esecuzione del mio servizio. Mi sono interessato a certe dinamiche criminali, evidenziando soprattutto la pericolosità sociale, non solo, ma la pericolosità anche per il regolare svolgimento dell'ordinamento democratico e quindi i pericoli indiretti per lo Stato, per la sopravvivenza dello Stato. E non voglio essere catastrofico, ma parlando di criminalità economica è un po' il cuore, no? Delle problematiche, certo, delle dinamiche criminali, da lì che nascono i grandi problemi, che purtroppo non sempre sono conosciuti e molte volte anche sottovalutati. Per cui durante la mia attività professionale ho cominciato a interiorizzare queste tematiche, ma non solo come ufficiale e servitore dello Stato, ma come cittadino, perché ovviamente i due aspetti sono interconnessi. Quindi non è che mi riguardavano soltanto per l'espletamento delle indagini, delle attività investigative. Mi interessava come cittadino, perché in qualche modo io devo essere tutelato come cittadino. Le istituzioni, la salvaguardia delle istituzioni sono compiti di qualsiasi cittadino. È una riflessione molto profonda in questa inizio puntata e quindi questo ripercorrere questa vocazione e questa tua carriera. Hai lavorato appunto nel campo dell'intelligence di polizia. Cosa significa oggi questa espressione e com'è cambiata nel tempo? Tu hai ormai una carriera lunga alle spalle. Allora, esattamente l'intelligence di polizia si intende l'analisi criminale, l'analisi dei fenomeni e devianti, i fenomeni criminali in atto in ambito nazionale ma soprattutto transnazionale. Come si effettua l'analisi criminale? Raccogliendo dati da diverse tipologie di fonti, dalle fonti aperte, ossia i giornali, le riviste, la televisione, e raccogliendo anche informazioni dalle fonti umane, i cosiddetti collaboratori esterni, o come vengono definiti in maniera deteriore i confidenti, i collaboratori. Ecco, il percorso è questo: vengono acquisite le informazioni, vengono elaborate, processate, analizzate e si producono dei risultati che tecnicamente vengono indicati come inferenze, ossia delle ipotesi sul fenomeno in atto o quantomeno sull'individuazione di nuovi fenomeni. Ecco perché l'intelligence è un'attività nettamente separata dall'investigazione. L'intelligence è quella operazione per cui vengono anticipate le individuazioni dei fenomeni, a differenza dell'investigazione. L'investigazione viene
effettuata parte quando il fenomeno è acclarato, quando bisogna raccogliere delle fonti di prove per l'attività di repressione. Quando è una patologia. Quando già è conclamata la patologia, mentre l'intelligence ha questo compito che è di fondamentale, anticiparla. Qualche docente dice, crea la verità storica, che poi diverge sempre da quella giudiziaria. Infatti i piani sono diversi. A volte noi, tramite l'intelligence, riusciamo a definire e ad accertare la verità storica, che, ripeto, si differenzia da quella giudiziaria. Faccio un esempio. La situazione della criminalità organizzata, per esempio, in Italia, allo stato attuale è molto diversa da quella che appare dalla statistica ufficiale, perché le statistiche ufficiali si basano su accertamenti che durano anni, che non prendono in considerazione altre fonti di informazioni, per cui, diciamo, fornisce un'immagine, una fotografia, mi scusi la metafora, vecchia, non attuale. Questo è il grosso problema e che rappresenta anche il grande pregio dell'intelligence. Come esperto, come cultore della materia, come docente anche a contratto, tra i tuoi ambiti di ricerca ci sono sicuramente l'evasione fiscale, le frodi finanziarie, il riciclaggio e le infiltrazioni mafiose in particolare. Quali sono oggi le principali minacce, secondo te, per l'economia legale? Sicuramente la penetrazione della criminalità organizzata è in ambito economico e questo avviene attraverso il riciclaggio. Ed è un grande problema perché questa intromissione del crimine organizzato in ambito economico sovverte quello che sono le regole dell'economia, le regole ufficiali, con il conseguente, per esempio, danno per quanto concerne le aziende che operano in piena legalità, regolari, perché si crea una concorrenza molto sleale, perché l'impresa mafiosa, o quantomeno gestita con metodi mafiosi, non ha le spese, non sopporta dei problemi che ha l'imprenditore onesto, per cui opera in un mercato in maniera sleale. Non c'è dubbio. E siamo sempre sul tema, restiamo sempre sul tema dell'analisi dei fenomeni criminali. In che modo questi fenomeni economico-finanziari si collegano, secondo il tuo punto di vista, alla criminalità organizzata? Si collegano per il fatto che attualmente la criminalità organizzata è quella che gestisce i flussi finanziari legali ed anche e soprattutto illegali, nel senso che attraverso il riciclaggio, con la ripulitura del denaro, le somme diventano legali, come si dice comunemente, puliti, anche se non è il termine più corretto, per cui pronti per essere investiti. Ma il problema qual è? Che la criminalità organizzata opera a livello internazionale, per cui diventa anche difficile, no? Individuare i flussi finanziari. Però noi sappiamo che ci sono organizzazioni, tra cui l''ndrangheta, che è il network criminale più potente del mondo, che muove miliardi. Ci sono segnali positivi nella capacità dello Stato e quindi delle istituzioni, anche poi locali, nel contrastarli, secondo il tuo punto di vista? Allora, io non vorrei lanciare un messaggio disfattista, no? con quello che io adesso dirò, però mi riprendo una affermazione di De Falcone, fondata purtroppo, fondata. Falcone sosteneva che la mafia ha sempre una lunghezza di vantaggio in più rispetto allo Stato, per tanti motivi. Perché lo Stato ha problemi di natura burocratica, fa fatica, come dicevo prima, a individuare le nuove dinamiche criminali. C'è carenza di mezzi, carenza di personale. Adesso noi, sotto l'attenzione della pubblica opinione, per esempio la mancanza dei magistrati, la mancanza delle forze dell'ordine, e queste purtroppo incidono sull'attività di indagine, di investigazione e di repressione, e quindi purtroppo crea indirettamente un vantaggio alla criminalità organizzata. E poi, come dicevo prima, noi abbiamo dei network criminali che sono
delle vere e proprie potenze economiche, per cui possono benissimo ingaggiare i migliori professionisti in termini di avvocati, consulenti finanziari, per cui è difficile a volte accertare dei sistemi di riciclaggio se compiuti in maniera molto competente e molto sofisticata, ossia delle vere e proprie attività di alto livello di ingegneria finanziaria, che è molto difficile. E tra l'altro c'è anche un altro problema, che il riciclaggio viene perpetrato utilizzando i famosi paesi offshore, o quei paesi dove non esiste la collaborazione né dal punto di vista giudiziario né dal punto di vista amministrativo, fiscale, per cui è molto difficile andare a cercare, a rintracciare le somme che vengono riciclate. Questo è un grosso problema, purtroppo. È un'analisi, quella del dottor Granata, non disfattista, ma sicuramente realista, lucida e molto concreta. E parte anche dalla tua esperienza nell'ultimo mandato nell'osservatorio regionale. Come funziona quindi a bilancio consuntivo l'osservatorio sulla criminalità organizzata e la trasparenza del Veneto, e quali risultati ha prodotto negli ultimi anni? L'osservatorio ha un compito in via preliminare e conoscitivo del fenomeno in atto, e questo viene svolto attraverso le audizioni, no? Dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private, per cui si cerca di avere un quadro più completo e più vicino alla realtà possibile, no? Per cui l'osservatorio non si basa soltanto, come dicevo prima, sui dati statistici ufficiali, cerca di integrarli con le varie audizioni, per cui c'è un'ulteriore acquisizione di informazioni. Questo è il primo compito prioritario. Il secondo è quello di cercare appunto di svolgere un'attività di sensibilizzazione del fenomeno mafioso. Stavo leggendo sui giornali che attualmente, in base a dei sondaggi, c'è una scarsa attenzione a questo problema, e questo è un segnale molto grave. Questo è un segnale molto grave, perché la scarsa attenzione significa che la collettività, i cittadini non hanno ben chiaro la pericolosità delle organizzazioni criminali organizzate, e questo è un danno. Per cui l'osservatorio ha cercato di svolgere un'attività di sensibilizzazione, che poi è un'attività di sensibilizzazione che è stata rivolta in primo luogo anche ai giovani, soprattutto i giovani, perché i giovani saranno i futuri. E ci arriveremo. Abbiamo parlato appunto in questa prima parte della puntata con il dottor Granata dei rischi e dei numeri, ma nella seconda parte, dopo lo stacco pubblicitario, vogliamo cercare di capire anche come si costruisce una cultura della legalità nelle scuole, nei comuni e tra i cittadini. Seconda parte di Venezia Cambia Change Venice, ospite graditissimo il dottor Granata, Pierluigi, e parliamo in questa seconda parte di educazione alla legalità. Tu hai partecipato a numerosi progetti formativi per le scuole, anche per gli enti locali, per i comuni, le province. Quanto conta oggi, secondo la tua esperienza, l'educazione civica per prevenire i comportamenti illegali, in un momento in cui anche l'opinione pubblica è disorientata per il fenomeno appunto di devianza sociale di queste baby gang e di questi giovani sostanzialmente borderline? Allora, l'educazione alla legalità è di fondamentale importanza soprattutto per la prevenzione del crimine mafioso, perché ormai è diventato assiomatico che la sola arma della repressione non è più sufficiente a sconfiggere il sistema mafioso. E questa è una tesi che sosteneva sia i compianti giudici Falcone e Borsellino, ma anche altri giudici. È famosa la famosa frase di Gesualdo Bufalino, che disse che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri, perché certo. È così, perché se noi non togliamo il consenso delle nuove generazioni ai mafiosi, questi alimenteranno sempre le file
E questo cosa significa in termini pratici? Che se anche vengono arrestati ci sarebbe un ricambio generazionale. E questo è un grosso problema, quindi bisogna incidere molto sulla sensibilità, sull'educazione alla legalità delle nuove generazioni. Come ho anticipato prima, anche perché i giovani saranno i futuri professionisti, saranno i futuri imprenditori, saranno i futuri funzionari pubblici, categorie che sono le sentinelle della legalità. Certo. Perché sono loro che dovranno vigilare sull'applicazione delle leggi, ma soprattutto gli imprenditori, perché se non hanno ben chiaro la legalità in ambito economico diventano un anello debole, la ventromolle del sistema su cui si incunea la criminalità organizzata. Per cui è importante la formazione, l'educazione alla legalità verso i giovani. È un passaggio obbligato, se no questa battaglia noi siamo destinati a perderla, proprio in virtù delle criticità che io prima mi sono permesso di indicare. Allora dobbiamo puntare molto sull'educazione, bisogna formare i giovani, questo è innegabile. E perché la formare, per esempio, in ambito universitario i futuri professionisti? Perché sono i cosiddetti colletti bianchi, che non devono accettare compromessi, che devono fare argine, devono costituire una difesa contro l'infiltrazione mafiosa in ambito economico di cui si parlava prima. Adesso noi possiamo sbarrare il passo ai mafiosi e quindi salvare l'economia e quindi salvare la sicurezza nazionale, la sicurezza dello Stato, soltanto impedendo l'ingresso dei capitali mafiosi come? Attraverso l'applicazione precisa, puntuale della normativa antiriciclaggio. La normativa antiriciclaggio attualmente si basa sulla collaborazione tra lo Stato e i professionisti. Per cui se i professionisti non hanno una grossa componente etica, componente morale, non potranno mai arginare il fenomeno. Quindi dobbiamo investire molto sui giovani professionisti e i giovani imprenditori. Una riflessione articolata che in qualche modo delinea anche un fronte su cui porre attenzione ed impegno. Proprio questa è stata il fulcro della domanda precedente. Tu, girando per le scuole, incontri i giovani studenti. Cosa ti colpisce di più nel dialogo con loro? I giovani sono molto interessati, però purtroppo non sono adeguatamente informati su quello che sono i pericoli latenti, no? Che loro corrono o che comunque possono contribuire a realizzare in termini di infiltrazione mafiosa. E faccio un esempio molto banale. I ragazzi sono molto attratti dalla moda, dagli articoli che vanno per la maggiore, gli articoli delle famose griffe. Questo è un problema. Perché? Perché questo interesse, questa loro emulazione, questa massificazione dei consumi li porta per esempio ad acquistare prodotti contraffatti. E quindi alimentare un mercato che è quello il problema. Ma i ragazzi non sanno che con quel gesto che possiamo definire banale o apparentemente marginale, vanno a alimentare una filiera che è gestita da criminalità organizzata, quindi vanno ad incrementare il potere economico della criminalità organizzata. E questo purtroppo c'è un aumento degli acquisti contraffatti, con tutte le conseguenze, per esempio nel danneggiare le aziende legali e addirittura con la perdita dei posti di lavoro. Si parla di circa centinaia di migliaia di posti di lavoro persi a causa del diffondersi delle vendite di merci contraffatte. E questo è tutto il problema. Non solo, c'è anche da aggiungere poi che i prodotti contraffatti sono anche nocivi per la salute, perché il materiale che viene impiegato ovviamente è scadente, a cominciare dai coloranti, quindi c'è questo altro problema. E purtroppo i ragazzi non sono consci di questi problemi, come del resto, per esempio, molti acquisti che vengono fatti online dei medicinali contraffatti, nocivi per la salute. Perché? Perché magari hanno un po' uno spirito edonistico, devono curare il corpo e per questo acquistano quei prodotti per rinforzare
i muscoli E per qui viene dimagrire. introdotto un altro tema, che è appunto quello delle nuove forme di criminalità, nuovi fenomeni anche legati all'intelligenza artificiale e alla rete, che stanno cambiando la scena del crimine. Puoi dirci qualche cosa, qualche spunto? Ecco, sì, ecco. Sono costretto a sintetizzare perché sarebbe un Certo. aspetto molto più complesso e richiederebbe parecchio esame. Allora, io posso focalizzare su due aspetti. Per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica, no? Che noi stiamo vivendo. Prima parlavamo di riciclaggio, per esempio adesso la criminalità organizzata sta utilizzando le famose criptovalute. Questo rende più complicata l'attività di indagine, l'attività investigativa. Per cui, anche perché ormai le criptovalute, adesso è diventata molto famosa la criptovaluta ideata dal Presidente degli Stati Uniti, no? Lo stablecoin. Questi hanno grossi problemi nel rintracciare, quindi seguire i movimenti, perché non sono soggetti a una regolamentazione come avviene nelle altre monete ufficiali. O come per esempio c'è un altro fatto che tra l'altro ha sottolineato il giudice Gratteri. La mafia sta investendo nel metaverso, perché noi abbiamo anche il problema del metaverso. Adesso nel metaverso vengono create anche delle opere d'arte. Nel metaverso a cui si accede tramite i famosi, un'apparecchiatura speciale che sono i famosi visori, quindi una realtà che non esiste. Ecco, lì per esempio vengono organizzate delle sfilate di moda. Allora è stato accertato che delle opere d'arte che sono state create nell'ambito del metaverso possono essere oggetto di attenzione da parte della criminalità organizzata, perché in quel caso loro possono investire. Può sembrare al cittadino comune assurdo tutto ciò, ma purtroppo... E si rientra sempre nel tema del riciclaggio. E questo è il metaverso come opera di riciclaggio. Se noi pensiamo che ci sono state delle persone che hanno pagato centinaia di migliaia di euro per partecipare a una sfilata di moda nel metaverso, possiamo benissimo dedurre quali sono i campi futuri, no? Di investimento anche da parte della criminalità organizzata. Questo per quanto riguarda il metaverso, le criptovalute. Per parlare dell'intelligenza artificiale, anche questo è un grosso problema, perché è stato già individuato questa dinamica deviante sempre in termini finanziari, come l'intelligenza artificiale può manovrare il mercato borsistico, lanciando per esempio delle false informazioni, con quindi delle gravi ripercussioni in ambito borsistico, e purtroppo questo già sta succedendo. Si diffondono false notizie anche allarmanti, per cui è facile dedurre quali sono le conseguenze per quanto riguarda gli investitori e gli stessi risparmiatori. Questo è un grosso problema. Sono scenari sicuramente quelli che sono stati illustrati dal dottor Granata, che aprono a prospettive che sono sicuramente preoccupanti e ovviamente necessitano di una grandissima attenzione. Diciamo che siamo in fase di conclusione di questa puntata così ricca di spunti e così ricca anche di riflessioni, di suggestioni su un tema tanto difficile quanto delicato. La comunicazione, tu sei anche pubblicista, giornalista, può diventare strumento di prevenzione, battuta finale? Sicuramente. Dobbiamo battere sulla informazione, dobbiamo informare i cittadini di questi pericoli, perché informando se modellano, e qui non vogliono fare un discorso retorico, se modellano le coscienze civili, e noi abbiamo bisogno dei cittadini informati, consapevoli, che poi possono rivolgersi al legislatore attraverso gli strumenti che fornisce la nostra Costituzione per modificare le leggi, possono benissimo rivolgersi ai rappresentanti della politica per i provvedimenti necessari. Quindi il cittadino deve essere informato, deve essere consapevole dei rischi che corre lo Stato e la collettività, perché soltanto così si riesce ad arginare e prevenire.
è di fondamentale importanza l'informazione, quindi benvengano questo tipo di interviste, questo tipo di trasmissione. E io per questo ti ringrazio, Paolo, di questa opportunità, perché la tua intervista, ripeto, non voglio fare retorica, ma il tuo è un impegno civile. Se oggi noi stiamo parlando di queste questioni, di questi aspetti di cui non si discute molto spesso. Io ringrazio il dottor Granata per l'impegno che sta dedicando da tanti anni per la promozione della cultura della legalità e per essere stato nostro gradito ospite in questa puntata di Venezia Cambia, Change Venice, per averci accompagnato con profondità di pensiero in questa riflessione su sicurezza, trasparenza e responsabilità. La conoscenza, quindi traggo spunto dalle sue parole, è il primo antidoto contro la corruzione e la criminalità. E solo una società informata può essere davvero libera. E Venezia Cambia, Change Venice, questa nostra piccola trasmissione, continuerà a dare voce a chi quotidianamente da tanti anni costruisce fiducia e legalità nel nostro Paese. Sono voci che devono essere sostenute, devono essere valorizzate e devono essere promosse. Con questo concludiamo la nostra puntata, invitando i nostri telespettatori alla prossima domenica, sempre alle 18.05, canale 80 del digitale terrestre, Tele Venezia, Venezia Cambia, Change Venice. Now you're here, now I know just where I'm going, no more doubt or fear, I found my way, for love came just in time, you found me just in time, and changed my lonely life.